Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Giracci, benvenuti al Centro Universitario Sportivo di Palermo. CUS Palermo Costa Gaia Adelcam è la prima giornata del girone A del campionato Under 17 Sicilia. Randazzo si cerca un'altra giocata profonda, c'è liscio sia la parte della difesa, ma no, invece per Diego Piazza il gol del CUS Palermo. Ci sono movimenti sul primo palo, colpo di testa di Maniscalco, poi il tiro finisce sul fondo. Lancio lunghissimo, occhio alla lettura non perfetta da parte di Salvo, il gol di Corso pareggia il Costa Gaia Adelcam l'1-1 con la rete di Corso. Pallone morbido, colpo di testa fuori, nuovamente con le giocate di Adriano Piazza. Alla battuta va Salamone, parte il suo sinistro verso il secondo incrocio, finisce fuori, ma che pallone insidioso quello calciato da Simone Salamone. Teresi lotta ancora in scivolata, nuovo pallone per lui, si era allargato Chiarello, il CUS non gioca semplicemente per il tiro da fuori, occhio a Genco che ha rischiato un gran gol. In profondità, colpo di testa, una sponda a sinistro, fuori di Piazzese. Palma in verticale, trova così davanti la porta il destro vincente di Piazzese. Il gol del CUS Palermo, 2-1 per i giallorossoneri. Ricordiamo che il gioco si è interrotto per 5 minuti buoni. Qui l'imbucata, occhio a Ruvolo, area di rigore, Ruvolo sul sinistro, calcia sull'esterno della rete. Pallone in mezzo, colpo di testa, il pareggio del Costa Gaia, Adriano Piazza. Un pallone indirizzato benissimo sul secondo palo, 2-2. Ramacca va a prendere il pallone, deve fronteggiare però Genco, cross in mezzo, secondo palo, si va a coordinare l'attacco del CUS, c'è il tiro, la parata super di Loduca sul tiro arrivato da Chiarello. CUS che alza i ritmi, Palma, finta, cross dentro, pallone ricevuto da Ramacca, pallone dietro, il tiro dalla distanza, che gol di Piazzese, che doppietta, grandissimo gol di Giuseppe Piazzese, 3-2, CUS Palermo con la qualità. Nuova gestione verso l'interno del CUS Palermo, con nonchalance il pallone per Ruffino, finta ancora Ruffino, il piazzato, pallonete! Che gran gol di Ruffino, entrato dalla panchina. CUS Palermo che va sul 4-2. Attenzione al tiro da fuori, un altro super gol del CUS Palermo, sempre con Giuseppe Piazzese. Triplice fischio senza recupero questo match, vince il CUS Palermo 5-2 contro il Costa Gaia Adelcam, si prende i primi 3 punti